Eccolo qui collegato, buonasera, abbiamo il mister del Padova Dario Marcolin, che lo ringraziamo della sua disponibilità. Buonasera mister. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora mister, una settimana di lavoro, come va? Anzi, la prima notizia l'ho data poc'anzi, che è arrivato un giocatore del Parma, Irtan Saman, che è un centrocampista montenegrino, 18 anni, dicono che assomiglia a Stankovic e dunque è un bel arrivo, e per Modesto mancano i dettagli, si parla davvero anche di un possibile arrivo di Santa Croce, difensore del Parma. Ci sono delle cose da aggiungere su quello che ha detto o delle inesattezze, mister? No, sono tutte cose vere. Stiamo aspettando qua il ragazzo montenegrino che ha fatto le visite, deve venire. Si dice un gran bene, sono curioso anch'io di vederlo all'opera. Per quanto riguarda Modesto e Santa Croce, di ora in ora le buone notizie le stiamo aspettando anche noi, quindi abbiamo voglia di lavorare il più presto possibile con il gruppo al completo. Purtroppo il mercato quest'anno è aperto fino al 2 di settembre, quindi il nostro volere a volte non è accompagnato da quello che succede nel mercato, però insomma sono tutte cose vere. Io penso che nel giro di pochi giorni tutte queste cose vadano in porto. Ecco mister, una settimana di lavoro in ritiro, un amichevole, come ha visto la squadra? Sta costruendo una squadra, ci sono delle difficoltà oppure è soddisfatto del lavoro svolto finora? Ma guardi, la cosa che mi ha colpito tantissimo è stata la disponibilità dei ragazzi, perché di solito quando si parte per il ritiro, il momento più difficile, il lavoro, il sacrificio, invece devo dire che c'è grande applicazione e grande entusiasmo. È normale che adesso sono tutti un po' stanchi, quindi la valutazione è una valutazione sapendo anche i carichi di lavoro. Abbiamo fatto l'amichevole l'altro giorno, ci sono state cose buone, c'è stato anche un gran temporale il secondo tempo, quindi abbiamo perso anche la possibilità di poter valutare meglio alcuni ragazzi, però devo dire grande applicazione, grande sacrificio, qualcosa si comincia a intravedere di quello che chiedo io, insomma sono soddisfatto di quello che fino a questo momento stanno facendo come impegno e anche in campo tecnicamente. Lei è un allenatore che ha delle idee già come gioco, vuole i tre in mezzo al campo, ecco, confermerà questo modulo anche quest'anno? Sì, a me piace giocare 4-3-3, l'ho dimostrato anche l'anno scorso a Modena, è un modulo che secondo me copri bene il campo e hai tante soluzioni in fase offensiva. È normale che le caratteristiche dei giocatori sono importanti, quindi penso che l'allenatore bravo è quello che formula il modulo della squadra in base alle caratteristiche. E io da questo punto di vista forse ho la possibilità di scegliere i giocatori che possono venire qua e possono avere le caratteristiche per giocare in 4-3-3, quindi un modulo offensivo ma anche fatto di giocatori molto intelligenti, giocatori giusti insomma. Ecco, una domanda prematura, però i tifosi se la pongono. Lei l'anno scorso ha allenato in Serie B, sa dirmi, secondo lei è prematuro anche perché la rosa deve essere completata, se arriva Modesto, se arriva Santa Croce, ecco, ma questa squadra cos'ha nel motore? Ha tanti cavalli? Ci si può credere? Ecco, come la vede in prospettiva, Ma se guardi, si può dire? ha una base buona che è quella dei giocatori che ci sono qua in questo momento. È normale che va migliorata con quelli che devono arrivare. Secondo me la valutazione di tutte le squadre di Serie B verrà fatta verso la prima di campionato, la fine di agosto, quando tanti colpi di mercato succede, i giocatori che sono anche in Serie A si giocano le proprie chance di rimanere in Serie A, poi quando magari capiscono che non c'è spazio allora magari vengono a fare le ossa o dei campionati buoni nelle squadre più brillanti in Serie B. Noi stiamo aspettando un po' quello. Io penso, mi sento di dire che se il Padova riuscirà a portare in porto quello che sta programmando come possibilità di giocatori, faremo un bel campionato. Il botto potrebbe Quindi, essere Pasquato? mi piacerebbe molto, lui poi è di Padova, quindi avrebbe uno stimolo in più per fare bene. Diciamo che ci stiamo lavorando, la nostra volontà c'è, però insomma dipende anche da tanti altri fattori, c'è l'Udinese, c'è la Juventus, insomma la nostra volontà di arrivare a prenderlo c'è, bisogna anche vedere gli altri componenti esterni se ci danno una mano o se hanno la volontà di lasciarlo venire. Dario Marcolin, Padova, punto di partenza o di arrivo? Ma punto di partenza, io spero di fare bene qua, insomma la mia grande applicazione, la mia grande professionalità, ma soprattutto quello che chiedono anche i miei giocatori, la serietà sul campo, quello alla fine paga. Poi
ogni allenatore ha delle idee, ogni allenatore ha un modulo di gioco, ogni allenatore gestisce le partite diciamo a proprio modo, però insomma penso che l'esperienza dell'anno scorso mi sia stata tanto positiva per poterla affinare in questa stagione, insomma poi io ripeto, voglio grande applicazione prima da parte dell'allenatore e poi da parte dei miei ragazzi. Ecco, io non ho intervistato la presentazione, però le voglio chiedere, quando ne hanno detto Marco Ricci è un interessamento del Padova, il presidente o il direttore sportivo le ha chiesto la disponibilità, l'ha colta, è una domanda banale, però la faccio giornalisticamente, l'ha colta con molto entusiasmo? Con tantissimo entusiasmo, perché ovviamente venire da Modena e venire a Padova sono 2 salti in più per me, quindi sono felicissimo di aver avuto questa possibilità, ma soprattutto di essere stato identificato come la persona che può far giocare bene il Padova e fargli fare un ottimo campionato, quindi è un motivo d'orgoglio in partenza. Certo è che poi ti devi prendere le proprie responsabilità e metterti al lavoro a testa bassa e dare il massimo per questa squadra. Mister, ultime domande, lei ha detto che valuterà molto anche il settore giovanile, seguirà la Sì. squadra primavera, punterà anche sui giocatori che meritano nelle giovanili del Padova per debuttare nella prima squadra? Guardi, io l'anno scorso ho detto che insieme a Di Francesco e Sassuolo siamo stati gli unici che abbiamo fatto giocare dei 94. Io ho fatto giocare Minarini terzino sinistro, lui ha fatto giocare Berardi esterno destro d'attacco. È bello quando tu hai dei ragazzi nel settore giovanile che meritano di arrivare in prima squadra e magari di fare l'esordio, poi il destino dirà se possono proseguire in un certo modo o no, però io sono molto attento a queste cose, perché da una parte ripercuoti quello che è stato il tuo percorso da calciatore, che dicevi spero di arrivare in prima squadra, spero che l'allenatore venga a vedermi, e quello è uno stimolo. Io penso di fare queste cose, poi se ci sarà qualcuno che meriterà io non ho problemi a farlo debuttare, anche perché secondo me da Padova sono un po' di anni che c'è qualcuno che deve uscire, ecco perché secondo me fisiologicamente qualche talento in casa c'è. Prima o dopo si dice per i grandi numeri. Senta, domani ci sarà la presentazione della campagna abbonamenti, vuole stupire il pubblico padovano? Come? Con il bel gioco, con i risultati? Come? Ma io penso che il pubblico padovano mi conosca per quello che abbiamo fatto l'anno scorso con la mia squadra, quindi una squadra che ha una filosofia offensiva, una squadra che fa gioco palla a terra, che è organizzata, che propone molto gioco in fase offensiva. Poi ripeto, ci sono 1000 situazioni, devono essere anche gli interpreti a fare un po' la differenza, però io penso che l'idea nostra è di una squadra corta, una squadra come ho detto prima, che gioca palla a terra, che ha dei movimenti magari sincronizzati o meccanizzati. Poi insomma adesso a 1 mese e mezzo dall'inizio del campionato è dura già dire cosa sarà e cosa non sarà, perché ovviamente si aspetta quello che ha detto lei bene prima, che è la campagna acquisti, cioè, in base a quello uno riesce a alzare la qualità. Insomma noi cercheremo di arrivare ad alzare la qualità e fare in modo che l'allenatore possa dare un'identità giusta alla squadra. Ultimissima davvero, gli infortunati come sono? Iori ha avuto dei problemi, oggi si è infortunato Ciano, ecco, sono infortuni di lieve conto oppure le preoccupano? No, Iori ha cominciato a fare le partitine con la squadra da ieri e oggi l'ha fatta tutta, quindi sta facendo diciamo al 95% tutto quello che fa la squadra, quindi siamo proprio, non so se giocherà il triangolare sabato, ma con la Cremonese il 31 di luglio giocherà sicuramente un pezzo di partita, quindi diciamo che nell'arco di una settimana, 10 giorni è recuperato completamente. Ciano è un incidente di percorso, nel lavoro che abbiamo fatto nei boschi, 1000 metri, gli 800, i 600, ha sentito un leggero fastidio dietro la coscia e quindi fa parte, come nelle 1000 squadre che sono in ritiro adesso possono avere un infortunio muscolare, in questo momento ce l'ha lui. Vedremo l'entità perché insomma il flessore è sempre da prendere con le pinze. Quindi nulla di grave, possiamo rassicurare i tifosi. Ma diciamo che un paio di settimane, 3, ce l'avremo fuori, però insomma cerchiamo di rubare un po' il tempo in quel senso. Grazie mister, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a voi. E grazie per la sua disponibilità, sono le 23:12, dunque grazie, visto che domani si deve alzare presto per portare la squadra al campo di allenamento. Grazie a Dario Marcolini.